La rivoluzione di Brugnaro. A un anno dalla sua elezione il primo cittadino è convinto di aver centrato l'obiettivo, quello di scardinare e cambiare la macchina comunale di Venezia, con ingranaggi che ormai si erano ossidati. È l'ultima delibera portata in giunta. Abbiamo deliberato la ristrutturazione del comune, qui passiamo da 23 direzioni a 11 con una rotazione, un deliberato congiunto assieme all'anticorruzione praticamente. Noi facciamo dare un giro di acqua alle persone. Vediamo un po' di mettere i talenti migliori nel luogo migliore. Spesso anche quelli senza tessera venivano messi ghettizzati, messi da parte, altri invece capaci o competenti venivano messi in altri ruoli. Si erano create conventicole di ogni genere legate alla politica, alle alleanze, ognuno teneva il suo assessorato, le sue differenze, le sue municipalità. Lo dico ai cittadini perché è giusto che lo sappiano. La disgregazione della città è davanti agli occhi di tutti, ma la motivazione era questa, una vecchia politica, vecchia degli ultimi 20 anni, che non aveva coraggio di dire le cose sinceramente alle persone. Il sindaco, durante la lunga intervista realizzata dal nostro direttore Luigi Bacialli, ha parlato anche del futuro di porto e aeroporto. Servono investimenti e sicurezze per la crescita non solo della città ma di tutto il Veneto. Il primo cittadino si è anche sbilanciato visto il rinnovo imminente dei vertici dell'autorità portuale. Una mossa non propriamente politica. Costa che gestisce il porto. Adesso c'è il rinnovo, io spero che lui sia ancora un nome che il governo possa pensare di fare. Per me è la prima scelta sicuramente. Ecco, in politica non si fa così, si dovrebbe stare zitti e poi non si sa mai. Per me lui è la prima scelta e spero che succeda questo. Nell'interesse della città, no mio, ho messo io, lui era già sindaco quando io ero ancora bambino. Enrico Marchi, per fortuna ce l'abbiamo. Ha un caratteraccio come il mio, ma chi è che non ha un carattere, non ha un caratteraccio? Lui difende una cosa, l'ha fatta bene. Dobbiamo vedere, gli aerei partono da Venezia e arrivano. Succedono inconvenienti, ecco, su quello casomai si può ragionare e lui penso sia disposto a parlare su come risolvere le cose concrete. Ma fare discorsi ideologici, parte di questo, parte dell'altro, ma chi se ne frega?